Nella giornata di giovedì tutto il cavalcavia superiore sarà chiuso dalle ore 9 fino alle 15:30 perché sarà in corso, in collaborazione con la Procura, il dissequestro dell'area oggetto purtroppo del gravissimo incidente. La richiesta, circa un mese fa depositata dal Comune per dissequestrare l'area in cui la sera dello scorso 3 ottobre è precipitato il bus, è stata accettata. Le operazioni si svolgeranno giovedì alla presenza, tra gli altri, del superperito detto il Mastino Placido Migliorino. Il tratto era stato messo sotto sequestro all'indomani dell'incidente, costato la vita a 22 persone, tra cui l'autista, per consentire gli accertamenti tecnici sul manto stradale, i giunti e soprattutto guardrail e parapetto. Il dissequestro necessita perché noi proseguiremo con i lavori di ristrutturazione perché come tutti sanno erano cominciati a settembre del 2023, poi c'è stato il gravissimo incidente a ottobre. Noi contiamo così, grazie a questo dissequestro, di completare quei lavori di ristrutturazione che sono in corso per riportare ovviamente la sicurezza completa lungo tutto questo cavalcavia. E mentre i lavori proseguono, si attendono ancora gli esiti delle varie perizie, tra cui quella sullo sterzo del bus. Ad oggi effettivamente non sono ancora pervenute né le perizie sul guardrail né la perizia sul bus. Questi sono tempi tecnici legati ai CTU che non sappiamo. Aspettiamo con ansia perché come ben sapete ci sono 22 vittime, 14 feriti gravi. Noi abbiamo delle persone ovviamente indagate dei nostri uffici. Intanto l'assessore rassicura la cittadinanza sul blocco del tram della linea T2 Mestre Marghera, fermo da circa 2 settimane per un guasto tecnico avvenuto lo scorso 6 giugno. Contiamo nei prossimi giorni di sbloccare la situazione.